a Tor, a Torseon sui 90 MHz. Ben, allora volevo fevelin di Furlan in tal Gurizan. Furlan intendute tal senso di lingue e di culture. Tanti volte si è portato a pensare che il Furlan in tal Gurizan non è stato uno degli elementi storici di che tiare lì, quasi non si di più. Per fortuna ho visto qualche esempio che va in quintri tendenze e poi è venuto un giovane operatore culturale che si chiama Michele Calligaris a Chiatanus. Mandi Michele, ben chiatate. Mandi a tutti gli ascoltatori. Allora Michele, a parte che non scognos, perché hai capito che lei è anche un ascoltatore di Onde Furlane. Di Heinz, appunto, e lui chiattais le sue firme di spesso, per esempio, sull'unico mensile Dut per Furlan, che è la patria dal Friul, dove che scrive di musiche e non dome di musiche. Con di poi di un po' di tempo in ca all'attaccato una collaborazione con l'emittente televisive Telemare di Gurizze, proprio per condurre un programma per Furlan. Insomma, fa parte del mondo delle comunicazioni, fra l'altro come sta facendo anche il servizio civile alle società filologiche che in sede di Udin, per cui insomma e anche a Gurizza sì. Insomma tu ravani in school Furlan tutto al dì. Allora intanto Michele di dove la sei tu? Io sono di Romans dall'Usins. Sì. Me l'avevi domandato, vedo che tu sei anche giovane, insomma ti hai l'interesse per il Furlan, immagini che tu sei di una famiglia che si fa il Furlan a chiave. Sicuro, sì. Mi hanno sotto l'interesse perché il Furlan lo viene in bozza tutto il dì, no? Quindi lo mastin tutto il dì e da una condizione particolare, tal può essere che si sta, no? Non è come chattassi, non sai, in un'altra città del Stato italiano e fai per italiano, insomma uno si domanda, no? Siamo mai che la nostra lingua da una condizione così particolare, siamo mai che qualche don la piart e tutti gli robe che uno arriva a imparare dove conoscendo la lingua, no? Se che vuol dire i puesti dove che al passa ogni dì, cioè il nome dei puesti che è il viato ogni dì e viene denaro. Tu sarai una quarta anche tu, naturalmente, anche fevelando, sai, quei tuoi coetanei che invece si è portato sempre di più a pensare che Gurizze, il Gurizzan, l'isontino, come dice, qualche dun con tune paraule assolutamente fuori dal vade, e non c'entri noi con il Furlan, per la quale allora, penso che se di avonde frustrante vivi queste condizioni. È frustrante, anche si veng, come si attraversa agli odri, no? Perché Cadinò ne sono almeno in dubbio che Cadinò sono Furlans. Dopo tu vieni a Udin, di dove setto? Di là, Bisiac, no? Che tra l'altro approfitta per dire che non è una brutta parola, no? Bisiac, anzi, perché che sono sta di là dall'Usins, lei anzi una bravura, no? Favela Bisiac e sentisi Bisiac, ma no altre di qua non sin Bisiac, favelin per Furlan e sin Furlan. Certo. Quali sono le robe che più ti interessano nella cultura furlane contemporanea? A te per plaisir personale o per plaisir per interesse di studi così? Tu mi fai una domanda difficile perché veramente non saprei limitare le robe che mi interessano di più, insomma io mi lasci a vonda forse di massa robe che stanno di fiet non saprei veramente un po' di dotto comunque ti ringrazio che sono tu dagli ultimi numeri de Patria, tu hai fatto un lungo articolo che favelave da musiche furlane fuarte, da musiche da nostre etichette, da etichette di Radio Onde Furlane, che ieri vade finalmente ben sulle reti con queste pagine dove si può chiatà, ascoltare e dischiamare tutti i dischi che vengono prodotti fin come. Mi pare che anche tu conosci un po' di questi dischi. Se ti piace a te le musiche furlane dal DDV, per esempio? A me, ma ogni volta che metti su Onde Furlane e che passasse l'Oris Vescool è sempre un'emozione perché mi piace veramente tanto come artista e anzi anche ha fatto che ricerche sui Furlans a Torpalmont, no? Sgarfa Furlans mi ha piaciuto. Dopo i suoi dischi ha fatto anche non sia disegno limitato, no? Il Furlan nel senso ha cantato anche per Graisan alle bon di favela
più lingue E più musiche. più musiche, insomma, grazie alla musica, no? Senti, invece coltimi di queste esperienze, che è un'esperienza comunicativa, fra l'altro un'evore significative, vi ho detto che si tratta di un emittente che a Gurizia è Telemare, con queste trasmissioni che tu fai. Si arrivate già alle 13ime puntate, Sì. e c'è montise queste trasmissioni di ce favelie. È una trasmissione dove che si favela di dipende dall'ospite, no? Ogni volta che a favela qualche personaggio che ha l'altra conta e si ring sempre di venire in impegno sul Gurisang, su Gurissa. Vi favelat per esempio no nome da storia, vi chiamato per esempio il professor Ferruccio Tassin a favelanos e da condizione che ha avuto il Forlante ai secoli tal per esempio l'arcidiocesi di Gurissa. Dopo vi voto Gigi Geromet dall'Istituto Ellini a favela d'attività del loro istituto che ha capito dentro e è là da Pinsot dei miss da Flabies dagli Endis di tutto il Gurissan in tutti i lingue del Gurissan quindi è una roba che non stoccia. Questo appuntamento settimanale è un gran vari, pensi. A che ore Isal? A che ore si può dire di lui? Si vede di sabato di sera, torli 7:20, 7:30 e di domenica di mattina subito dopo dalla trasmissione da messa, quindi lì dipende da predica dal vescovo, troppe d'ora e dopo non si vede. Numero del canale digitale? Sul disavot. Un'altra roba, è la preseata, cioè dopo 3 spuntate forse qualche risquintri tu l'hai svuto, o dai stessi proprietari dell'emittente o dal pubblico. Ma allora intanto che so che approfitto per ringraziare la parona da emittente che è la signora Maria Ferletic che mi ha dato questi spazi e la sensibilità che ha avuto quei furlans, no? E i riscontri sono stati ridotti dopo un par di puntate, anzi a parte che le puntate si possono vedere qualche ora su internet, su YouTube, un canale di Telemare dove che sono tutti lì come archivi, no? Ma i riscontri sono stati una buona bonus, devi dire, perché di che hanno chiamato a Telemare, hanno chiamato anche di Trieste per dire ma fate anche trasmissioni in friulano? Sì, l'abbiamo vista. Insomma, è stata una roba. Beh, sono presuti. Non detto. Le comunicazioni per Furlan, essendo tu un operatore che risponde dalle comunicazioni, immagini che tu capissi perfettamente troppo che è importante in DDV che una lingua minacciata come il Furlan ha sede in mezzi di comunicazione massivi, da radio, da televisione, eccetera. Purtroppo così non è. O sa vinduce troppo poco che sono attenti i nostri politici a queste questioni, lei che se il futuro del Furlan non passa attraverso le comunicazioni di masse, attraverso esempi positivi anche per i più giovani che sono che dopo rischiano di perdere le lingue per Prince, no? Quindi con musiche, con televisione, con cartoni animati, con robe così, le speranze sono poche. Tu se pensi a proposito? Tu hai ragione al 100%. All'EDD, anzi che tante volte magari uno dà una buona iniziativa, nel senso, anzi, il Sintkis dovedi dopo il Furlan, però magari dopo un canale che non è che gli host per dai gli host risalta la lingua furlana per tenerla come lingua viva del DDUE, perché siamo delle meeting dove al folklore o agli senetis comicis che magari un po' sul volgar, magari un po' massa paraulati, robe del genere, invece di partire in su al livello del Furlan, finiscono per rovinare il nome che ha alla nostra lingua furlana e soprattutto quindi pensare agli esempi che sono stati prima di noi che non sono stati dome appunto che da osteria, cioè vi invito una storia di letteratura che va in da orta i secoli e che ha avuto un livello anche alto, no, per Furlan che non tutti le culture del mondo possono vecchi svant, quindi avendo di fare robe di qualità e quindi dopo al Furlan dei spazi, sta maniere che possono avere più interesse per i giovani.
Tra l'altro il Gurizan è una zona dove che sono venuti fuori degli autori straordinari, so pensi a De Gironcoli, a Macor, che proprio da tua zona, no? Dal me comune. Dal tuo comune. E che l'ha lasciato un weight gruesso, o pensi, no? Sì. Parli tematiche, parcemunca l'intendeva il Furlan in una prospettive viarte plurilinguali, che leva al di là dai confini anche. Sì, di sentirsi fradis, non da metal Gurizan, ma tal mondo, sentirsi fradis, partendevano la paz, partendevano la comprensione con che altri, senza dismentare se che l'è stato prima di no, però non ricordare il passato come un alc che non smette in una scatola serrata, ma al contrario, no? Furlans dal Gurizan, è il nome di un'associazione che è in sud di Notant Team di cui tu fasi parte. Sì. Quali sono le finalità che si sdaz mettendo in pings che sta in realtà? Allora, è un'associazione appunto una soda a Gurisa e le finalità sono che di tigni di voli soprattutto, quel è il motivo, la ragione per la quale l'associazione è una soda, al fatto che si era iniziata su internet, in un forum, e da spesso chattavano sui giornali o sui servizi di qualche televisione, eccetera, che davano, cioè, magari articoli o anche altri, che dava una descrizione falsata di sé che a letta al Gurizan, anzi, l'aveva a finire, anzi da spesso, diciamo come lo clamano con quei nomi che non sono che, cioè non lo clamano Gurizan, no? la terra di Gurisa, la clamano con che altri tramais come Isontino, per qualche donna è Venezia Giulia, no? Il Gurizan, e vende Nantes, che sti robe si sinzatassi in un troppo di no, aveva di che queste robe non davano un po' fastidio. E veduto che ne sono, diceva noi, per smentire che si fa, allora, che era l'estate disegna il momento che non sa... Il ponte di partenza. Come si rende di mettere su qualche iniziativa culturale che come siamo in cantiere perché siamo di poco, comunque avviene a nostri siti internet, avviene a nostra pagina su Facebook dove che la gente può interagire. Il sito internet qual è le www.furlansdalgurizan.eu. Sì, Michele, di solito quando un troppo di loro metti su un'impresa per solito a nas dalle idee di quattro ghiazzi, no? L'importante è dopo troppe in che si arriva a coinvolgere. Vuotris avete scominciato a slargare un po' i cerchi concentrici e qui là è risponduto. No, altri sì, quando mettuto in penso l'associazione era in quattro già le DD. Dopo appunto vinto la pagina su Facebook, vinto il sito internet e la ultima riunione che è stata la presidenta che è Isa Dorigo ha messo la nota su Facebook e sul sito e la riunione che è stata all'Usinis si sono fatti già nos interessati era tutta molarea, tutta int sotto i 30 e no dome dal Gurizan ed è stata una sorpresa, no? Sono venuti lì per conoscere chi scalmanas fra virgolette dal Gurizan, no? È un bel segnale. Sì. La provincia di Gorizia è sempre stata produttive dal punto di vista culturale, intellettuale. Io penso alle musiche, ad esempio, che è un elemento con cui Onde Furlane fa si conto ogni dì, ma pensi a gruppi che già in anni 90 avevano un'attitudine interessantissima, anche pluriculturale, plurilinguistica, i Zuf de Zur, dopo il Kosovni Otpatki, ma il Gurizan in generale è un'etiare di là che sono saltati fuori personaggi come Fabian Ritz, i Pantan di Ivan Moda, insomma, un puesto là che si suona e si chiante per Furlan, come ultimamente anche da zone basse di Gorizia ha partecipato al premio Friuli, ultima edizione, che sgrop di punk, hardcore, i Mataleo, con dei talks per Furlan. Lei, insomma, fermente comunque andè, se vuotris arrivais ad ore, a chiappalo e a tirarlo di qualche banda e a farsi su un'opera veramente importante. Le dome di Tigni viva la planta che è già disegno forte. Dome di stai donza, non è di fare noi altri, perché è di Tigni lontani i velens.
Beh, Michele, allora, non ti fasin come onde furlane e auguris per Grazie. un lavoro sempre più interessante in questi camps, soprattutto a partire che riguarda queste presenze importantissime e simboliche in tall'ambito delle comunicazioni, le trasmissioni che tu fai su Telemare, torni a dire, si vedono Di sabato da storno 7:20, 7 mesi, così. Di sul sera. canale numero Disavot. 19. Però, tutto che so, è anzi appunto la direzione dal canale YouTube, per cui che è di sabato di mattina al 2 e di domenica magari siamo pies, youtube.com/Telemare TV. TV. E lì sono tutti i puntati. Bene, allora grazie e si la sin con un talk di Loris Vesco, veduto che tu Magari, che tu grazie. apprezzi particolarmente, ti mezzu che ste vecchionone vilotte furlane marinare di Tumburus a Schila. Mandi. Grazie a tutti. E Tumburus schela Sinta suntunara Al pescio e svuotare Al ciabal metacos Al pescio e svuotare Al ciabal metacos Ricasso lai vada Sinta sun grundi gleriala Acclama la miseria Che veni a comprare Acclama la miseria Che veni a comprare
sue anime in paradiso, qui che lussa, qui che lucciante, le sue anime in gloria sante. A Tor, a Torseon sui 90 MHz.